Jacopo Berti, capogruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale e padovano. Parliamo del nuovo policlinico universitario. Lei so che teme possa trasformarsi in un mostro mangiasoldi. Certo, purtroppo l'ospedale dell'Angelo, costruito col project financing, doveva costare 260 milioni di euro e invece a noi veneti costerà 1 miliardo e 200 milioni di euro. Quindi di fatto 1 miliardo di euro che verranno regalati ai privati al posto di essere usati per costruire e dare servizi alla sanità. Berti, quali sono le criticità del project financing? Ma noi diciamo che bisognerebbe chiedere un mutuo alla Banca Europea per gli investimenti, quindi fare come fa normalmente qualsiasi famiglia quando mancano i soldi che va a chiedere alla banca un mutuo. Invece la Lega Nord e la maggioranza vogliono dare in mano ai privati questo ospedale e quindi con il rischio di ripetere l'operazione dell'ospedale dell'Angelo facendo esplodere i costi. E ripetiamo, 1 miliardo di euro in più è stato speso per l'ospedale di Mestre.